Siamo con Beppe Maisano al termine di finale Genova Calcio. Come hai visto questa partita, Beppe? Una bella partita, giocata da due squadre che hanno giocato tutta la partita per portare a casa il risultato. Credo che noi i primi 25 minuti avremmo strameritato di andare in vantaggio. Purtroppo all'unica azione subita il primo tempo, dopo mezz'ora credo, abbiamo fatto un colossale errore della fase difensiva. Il finale è andato in vantaggio, la partita è leggermente cambiata. Però questa è una gran partita con un soggetto, attore in mezzo al campo non all'altezza di arbitrarlo. È evidente questo fatto, è evidente, credo. Ecco, io ho visto una buona Genova Calcio e un buon finale. È una squadra questa che potrà dire la sua al finale durante l'arco del campionato? Ha sempre detto la sua. L'anno scorso è arrivata nelle prime 4, la prima partita ha vinto Ospedaletti e se guardi lo score, a parte la situazione stranissima che non so cosa sia successo a Cairo, è difficile fargli i gol, è difficile giocare contro di loro e sarà difficile portare a casa il risultato, ma oggi qua noi dovevamo fare il risultato. Ecco, condivido con te, è entrato il 2003 nuovo arrivato questa settimana dall'Entella, Pili. Io ho visto un buonissimo giocatore. È un ottimo giocatore, un giocatore molto tecnico, un giocatore che sa giocare tra le linee, è entrato in un momento della partita molto difficile perché la partita era molto confusa, molto combattuta e spezzettata da falli fischiati in maniera assurda e determinante. Sì, l'arbitraggio secondo me oggi non è stato all'altezza di una partita di eccellenza. Questo arbitraggio basta andare a guardarsi lo score, perché ognuno si guarda il proprio score, il score del centravanti, il score del portiere, il score del mister e lo score dell'arbitro. Andate a vedere le ultime 15 partite che ha arbitrato questo arbitro e trovatemi qualcheduno che è contento di questo arbitraggio. Grazie mister, alla prossima. Maurizio, grazie.